Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Semifinale, arbitro il famosissimo Jean Reboult, famosissimo arbitro di fama mondiale. 21 aprile 2015, Borussia-Milan. Ragazzi, partita incredibile, siamo contro il mio Milan che incredibilmente nel gioco rimane in semifinale di Champions, quindi è proprio un gioco. E speriamo bene ragazzi, io spero nell'impresa, andare in finale, sarebbe un sogno incredibile. L'andata sempre in casa mia, gioco sempre l'andata in casa, porca puttana, cioè, mi dà abbastanza fastidio sta cosa, ma va bene. Vai raga, semifinale di andata. La voglia di vincere, la paura di perdere. Una è di troppo. Dortmund, 21 aprile, semifinale shock. Borussia Dortmund-Milan, per un mercoledì da leoni. Attenzione Royce, Abbiati! Ma che cazzo è, non lo so. Vai, c'è anche l'ex Thiago Silva, errore qua! E c'è il gol subito! Hummels! 1-0 Borussia! 1-0 Borussia! Esplode Dortmund! Boh, adesso stiamo calmi perché abbiamo visto con l'Atletico il 4-3 scandalosamente scandaloso. Attenzione Royce, Strootman scusate che non è Strootman con Pippo Mexes. Ah, Ruffiano, cioè Ruffio in porta. Chi cazzo ha comprato il Milan? Ma che cazzo di squadra ha il Milan? Cioè, ancora la stessa, cioè la porca troia. Forse ha venduto il Shaarawy, non lo vedo neanche in campo, non è credo. Insomma, che cazzo di mercato fa il Milan? Come la realtà proprio, Montolivo. Hellbat, no Super Mario. Vai Royce. Dai ragazzi. Nocerino. Balo, Marietto, mamma mia, meno male. Sarebbe bello chiuderla anche 1-0, beffarda e vendicativa, dai. Ok, pensavo se farlo contro, giuro che mi incazzavo come Carrasco capocannoniere con 9 gol. Royce bravissimo per il Paul! Il Paul traversa del Paul! Non ci credere al 2-0! Non ci credere al 2-0, traversa del Paolino Pog. Ma come giochiamo in Champions, Beppe? Ma cosa facciamo in Champions? Ramirez! Ancora Ruffiano. Non ci credo, raga. Il Don Not Parole è puro. È puro il Don Not Parole. Bravissimo. Vai. Ah no, c'è Sharavis, pardon. Elsha c'è. Montolivo. Riccardo Montolivo. No. No, recupera bene qua Niang. Dai ragazzi, attenzione. Alaba. Ma dai, ma che puttana de tomare, ma che puttana de... Grandissimo Paolino Pog. E Mexes a fatica. Bravissimo. No, Strootman qua sbaglia. Manuelson recupera, si recupera Manuelson, è grave. Fallo, ma dov'è il fallo? Ma dov'è sto fallo? Strootman, Kevinone, fallo! Ah, buttalo fuori, Mongolivo. Ramirez, Royce, mamma mia, Marchetto Royce. Ragazzi, il Milan sta giocando di merda, stiamo dominando, veramente. Cioè non possiamo e non dobbiamo prendere gol perché stiamo giocando un calcio scintillante.
Ocio a Urbi. Ocio a Urbi. Bravo. No! Roba nostra. Roba nostra, roba nostra. Amore. Vai Strottman, vai Kevinone, fuori gioco, fuori gioco. E invece no. Stiamo attenti, stiamo attenti. No, cazzo, esce il piccolo, esce, fuori gioco. Fuori gioco, manco male. Mamma mia che Champions, mamma mia che Champions. Ai ai ai, ai ai ai. No! Mamma che ansia, mamma che ansia. Secondo tempo. E Sharawi. Dai che roba nostra. Ce l'abbiamo noi. Lo squadrone ce l'abbiamo noi. Ma vaffanculo. Ma che gol ho preso al primo tiro 1-1. Non mi esprimo perché sennò bestemmio in ungherese antico. Ma proprio l'antichissimo, il più impossibile. Niang ha segnato che non segna mai quella merda umana. Va, non ci credo. Errore di Ter Stegen. 2-1 Milan. No, non c'ho parole. No, non è possibile. La partita stradominata, in 2 minuti cambia tutto e non so neanche io come. No, non ci credo, non ci credo. Non ci voglio credere. Ho preso anche una traversa e sti stronzi sono andati in vantaggio così. Ah, tracollo. Eccolo qua. Fallo, è sul rigore. Tracollo del Dortmund in 2 minuti. Il calcio è una è bastardo, c'è il calcio, bastardo. Dai ragazzi. Ma porca puttana, che errore di Ter Stegen, non ci voglio credere. È ammutolito lo stadio. E anche il Kumendone ha mutolito, non ci voglio. Partita dominata in 2 minuti per 2 errori, 2 gol. Pazzesco. Questo è il calcio. Scusate. Questo è il calcio. Questo è il calcio. Rigore. No, incredibile. Super Mario, partita cambiata in un secondo. Tanto la tira centrale il merda. E vaffanculo, lo sapevo. Adesso deve cambiare la partita su questo rigore. Vaffanculo Balotelli. Adesso la partita deve cambiare qua. La partita deve cambiare qua però. Devono entrare fuori le palle. Grandissimo Ter Stegen che si riscatta dopo l'erroraccio del secondo gol. Ocio, bravo. Dai, pareggiamola almeno, pareggiamola. Fallo! Oh! Niente da fare. Milan tutto fortunato oggi, Milan. E meno male che Ter Stegen ha parato, ancora una minima speranza per il ritorno, veramente minima, però. Proviamo l'uomo del destino, ragazzi, ma sono abbastanza giù. Guarda che roba, la squadra distrutta proprio adesso, mandate tutti a fare in culo. Aubameyang per Carrasco e Paolino per Benda. Devo vincere 2-0 a Milano.
Devo vincere 2-0 a Milano. Aspetta, 3 forse. Bravo, che è entrato Kakà. Dai, come con l'Atletico, un gol di Rivera alla fine per la speranza, dai. Proprio il Borussia c'ha dopo quel gol, una mazzata incredibile. Va l'uomo del destino Rivière, come con l'Atletico, dai. Dai calcio d'angolo, dai calcio d'angolo. Neanche l'angolo, neanche l'angolo. Dai! Non ci voglio credere. Non ti può andare sempre bene però come. Che sfiga però ragazzi, mamma mia che sfiga. È finita ragazzi. Serve un'impresa disperata a Milano, ma proprio disperata. Finisce qua 2-1 per il Milano a Dortmund. Impresa disperata a San Siro. Partita ingiusta, era giusto forse un pareggio. Ma è arrivata una sconfitta con un errore di Ter Stegen. Poteva essere anche una sconfitta peggiore, ma Ter Stegen salva tutto con un rigore. Alla fine è andata così. Ragazzi, ho giocato la partita di campionato, ho voluto giocare io senza registrarla per fare subito la semifinale di ritorno. C'è da dire che ho solo un punto di vantaggio sul Bayern. Boh, forse quel risultato era sbagliato a sto punto. Boh, forse hanno segnato l'ultimo secondo, era un parziale, non ho letto bene, cazzo ne so. Fa di stato che io ho vinto 2-0, ma ha vinto anche il Bayern, però siamo a un punto di vantaggio, mancano 3 partite. Adesso devo fare l'impresa, sarà durissima. C'è Daniel Songes, bello, beh, famosissimo arbitro. E vediamo, sinceramente, sì, devo fare una pazzia storica. Però c'è da dire che il Milan non mi ha convinto all'andata. Ha fatto quei 2 gol e poi si è svegliata, ma prima di quelle 2 gol beffardi non ha fatto praticamente niente. Proviamoci, già offensivi e andiamo. Tanto avevamo un'ora da perdere per fare almeno 2 gol, quindi è bene che cominciamo subito ad attaccare. Urbi. Subito con un possesso di palla fastidioso e non possono fare possesso palla con una squadra di merda che hanno, e ripeto, lo dice un milanista doc, ma va, no, basta arbitro, basta, già mi stai in culo. Marietto, mamma mia. Vabbè, se prende un gol è finita, Ter Stegen ha fatto un errore ma poi ci ha salvato, quindi alla fine va bene così sul rigore. Dai, però Fioi, se dobbiamo attaccare come dei pazzi, non possiamo fare sti errori, però. Gol. Vai Ter Stegen. Dai, sfruttiamo la velocità. Bravo Suarez, lo dà Ramires. Subito gol di Ramires, incredibile, difesa del Milan impreparata. L'avevo detto che il Milan non è una gran difesa, non è una gran squadra, è la stessa di adesso, e siamo al secondo anno, non ha comprato nessuno, cazzo, dai, porca miseria, crediamoci Beppe. Ancora errore, dai, che hanno una difesa di merda, hanno Zapata, ragazzi, non si può non vincere con Zapata, MXS. Madonna, perché ho sta squadra, perché tifo Milan in questo momento, nel senso sono orgoglioso della mia squadra, tiferò anche se va in Serie C, però mi dà fastidio no i risultati, ma vedere la merda in campo, cioè va benissimo, andiamo anche in Serie B, ma con onore, no con sta squadra, no con sti giocatori non da Milan che prendono miliardi. Sono fortunati, cazzo, veramente, cioè non sanno neanche la fortuna che hanno, soprattutto Balotelli che è un culo di merda e alla fine spreca il suo talento perché ce l'ha sotto con cazzate. Alla fine è un giocatore mediocre a mio parere, perché un campione deve essere prima di tutto fuori dal campo, punto e basta, come poteva essere Maldini, Baresi, anche Zanetti, perché sono interista, bisogna mettere la realtà. Zanetti è una leggenda, Del Piero, tutta questa gente qua, Totti, poi Balotelli è solo un coglione, pensa di essere il padrone del mondo. Va bene, dai, pensiamo alla nostra partita adesso. Dai, vai Carrasco. E Cina dell'A viene fuori giù tutto. Carrasco, palo, non ci credo.
Il capocannoniere della Champions con 9 gol ha preso un palo clamoroso in semifinale di ritorno che poteva essere il gol qualificazione 2-0. Il Milan non esiste, però il Milan non esiste, lo sapevo. Tiro da fuori, e Ruffier c'è. Che palo di Carrasco, calma. Come sta buon che ti censurano dopo. Dai. Elsha. Stefanino esce, il piccolo esce, no il beffone, ma dai, no, il primo tiro ancora, come è andata, ma non ci credo, devo fare un gol per andare in supplementare adesso, io ho appena preso un palo, stavo dominando, ma andate a cagare, Balotelli, Rigorelli, anzi no, Balotelli. Se penso che avevamo Shevchenko, Inzaghi e c'avevamo Balotelli, mi viene abbastanza da piangere. Van Basten, Wea, fa lo stesso Birov, chiunque, Ibrahimovic. Incredibile, 1-1 dominando al primo tiro. Al primo tiro di testa, chiaramente, solo così può segnare. Dai l'erroraccio, e ancora, vai Carrasco per il 10° in Champions, vai Carrasco, non ci credo. La tensione del giovane, a 20 anni ragazzi, a 20 anni. Non ci credo, sto dominando e sto perdendo. All'andata dominata, al ritorno sto dominando e sto perdendo, 2-1, ma non ci credo. Ma non ci voglio credere, il Comendone è in panchina, neanche incazzato alla fine perché è orgoglioso della sua squadra, ma è il culo che io non ho mai. Ma dov'è il fallo? Ma arbitro, ma impara a arbitrare. Adesso il coglione tira. No, è Sharawi, no, esce, rispetto per esce, è l'unico che stimo, guarda. E Cacave, chiaramente. Scusate, fiori. Faccio. Che brutto. Raga. Qua mi è andata bene, fiori. Qua mi è andata bene. Fine primo tempo. 1-1, va bene, dai, va bene, con quel palo. Dai, siamo pari, Adesso però tiriamo fuori le palle per la seconda frazione. Vai Royce. Basterebbe un gol e poi ce la possiamo giocare. Royce, cosa fa Royce? Dai che il Milan ha paura, dai che il Milan in difesa una pippa. Zapata la butta via, non benissimo, ma recupera ancora il Borussia. Fuori gioco, ma ci siamo ancora noi. Hummels per Carrasco, che ha sbagliato un gol abbastanza semplice per lui. Vai Carrasco, bel cross, ma para Ruffier. Crediamoci. Non è finita San Sirus. Niente da fare. Sveglia. Mamma mia, che disastro. Balotelli traversa adesso mi sta andando bene ragazzi, se devo essere onesto, traversa scandalosa. E dai nella beffa, adesso dobbiamo essere noi, avere un po' di culo. Dai Royce, che stavolta ce l'abbiamo noi il culo. Royce fuori di un niente di Royce. Entra Cacà per Nocerino, ma porca miseria, per una volta potevamo avere noi culo, però abbiamo preso 2 pali, di cui il secondo clamorosissimo, una traversa interna obesa. Di solito è sempre gol. Dai. Può succedere di tutto, che Champions però ragazzi, che Champions come Indiana Royce non difende il Milan qua, Suarez tira, Carrasco, sempre lui, 2-1 in questo momento supplementari. Yannick Ferreras Carrasco, 2-1, 10° gol in Champions, sempre più capocannoniere, sempre più idolo della folla. Nessuno ci credeva, invece il Comendone ha indovinato l'acquisto, sì cazzo, sì, 2-1. In questo momento supplementare, ma con un gol sarebbe quasi fatta. Calma, gran calma, che si va in finale, veramente viene giù tutto.
Anche i vicini vengono giù, vai. Oh, c'ho tiro in cos, mamma mia, Ter Stegen! Succede di tutto, ragazzi, di tutto, di tutto. Attenzione, l'errore clamoroso del Milan. Royce. Non ci credo, ho sbagliato il passaggio, sono un coglione. Ho sbagliato il passaggio, sono un deficiente. Ramirez, la tensione è altissima, San Sirus. Ramirez. Suarez. Prova a giocare comunque offensivo, ragazzi. Carrasco. Buttala in mezzo per qualcuno. Stiamo giocando bene adesso. No, la cagata. Equilibrata. Grandi. Il Milan sembra stanchissimo. Strootman. Cambi. Calma. Fioi soddisfa. Royce. Ed entra Pierre-Emerick, l'uomo del destino, Rivière per Suarez. E Carrasco lo voglio lasciare perché se lo merita. Vai, grande Carrasco, mamma mia, c'è il pallone d'oro. La stagione di Carrasco, ragazzi. Cosa ha fatto Carrasco? Un flop, meno male, ci vede bene il Borussia. Proprio il Borussia è deficiente, non aveva capito niente. Ramirez. Hummels. Pogba. Errore vergognoso di Paolino. No, Niang. No, mi prendiamo il gol adesso, mi girano il cazzo in aramaico antico. Vai. Beh, un po' lunga questa, penso, Madonna, in questo momento tempi supplementari. Entra Poli, esce Manderson. Lo sapevo che potevamo recuperare, lo sapevo. Io credo nel Borussia. L'ho costruita io questa squadra. Dai però! MXS recupera. Dai, un erroretto adesso all'ultimo secondo come con l'Atletico sarebbe un sogno, invece si va ai supplementari. Tempi supplementari. Mamma mia, mamma che semifinale, se possibile ancora più emozionante della finale. Dei quarti, scusate, sto vaneggiando. Bravo Strootman. E so che può segnare Rivière, secondo me, l'uomo del destino degli ultimi minuti. Strootman di cuore, uno dei nostri. Bender. Buttala giù bene, Bender. Vai. Fuori gioco di Pieri. Fuori gioco del piccolo Emerick. Perché è piccolo Emerick. Dai, un golletto adesso. Dai, regalatemi la qualificazione alla finale. Sarebbe un sogno indescrivibile. Occhio, gol. Mamma mia, cosa ho rischiato. Milan sembra tornato, però adesso siamo un po' stanchi noi adesso, purtroppo. Balotelli ancora. Dai, una spizzata vincente e gol. Dai, la spizzata e gol. Eccola qua, la spizzata e gol. L'avevo detto, la spizzata e gol. 3-1, Emerick. 3-1, Emerick ha segnato poco quest'anno, ma ha segnato un gol pesante. La spizzata e gol. L'avevo detto, Emerick ha fatto l'assist. Stiamo calmi, ultra difensiva, ma adesso col 3-2 passiamo noi, quindi è quasi fatta, ragazzi. Non ci credo. Tiziano Crudeli mi fa un baffo. Occhio, Fioi, occhio. Incredibile, pronostici del Comendone incredibili. No, adesso no. 3-2. Niente, non si può stare tranquilli, ragazzi, nella stagione comendiana. È incredibile.
Non possiamo stare tranquilli nella stagione comendiana, cioè impressionante, impressionante. Passiamo noi per il momento, ma con un gol il Milan torna davanti, adesso non me ne frega niente, si difende. Adesso difesa pura, adesso difesa pura. Adesso difesa purissima. Strootman, Bender, devo fare come fa il computer, vai. Alaba, Torello, Thiago Silva. Vi prego, andiamo in finale. Chiedo solo questo. Vai, baghiamo il gioco, baghiamo... No! Calma, Thiago Silva vede Kevin, non è Strootman a Baines, non perdiamola ragazzi, Rivière se ne va, da Carrasco, dai Carrasco, mamma mia, recuperiamola subito, no, madonnina santa, no, bravissimo, spazzala via, ma recuperiamola noi, no, bravissimo Aymeric, ma porca di quella vacca piena di... Ma perché proprio a Balotelli? Questa è proprio però la sfiga mia, ci ha fatto ritardare l'invio proprio a chi? Grandissimo qua Ramirez, cuore di Giampaolo Ramirez, sono tutti Giampaoli oggi, 120esimo, vi prego andiamo a casa. Ed è finita! Finale! E siamo in finale Beppe! Finale! Siamo in finale, cazzo! Contro la Juve, Borussia Juve! Probabilmente Borussia Juve! E mi danno soldi, grazie, grazie, sono contento, 7 milioni, ma non lo so, non sto capendo, attenzione ragazzi, attenzione, eccola qua, in campionato avevamo un punto di vantaggio, non so il perché, ma avevamo solo un punto, e in finale ragazzi, la finale, no questa no, un'altra finale, Supercoppa vi do chi se ne frega, Champions League, Borussia Dortmund, Juventus, grazie di tutto e solo grazie a voi che sono in finale, al vostro supporto, raga, un saluto del Comendone veneziano, sono distrutto dopo queste 2 partite, ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.